siamo riusciti a fermarli, anzi quest'anno doppio successo perché aveva fatto fare marcia indietro a Renzi, ormai era passato, era già uscita la circolare Bellinski che diceva bene da quest'anno la aliquota passa dal 27 al 30 e gli abbiamo fatto fare marcia indietro e quindi per quest'anno ancora l'aliquota al 27. L'obiettivo di ACA sarebbe quello di abbassare questa aliquota e portarla al 24% per equipararla a quella dei commercianti e artigiani e insomma, per renderla un po' più sostenibile. Quindi lanciando vari hashtag anche abbiamo organizzato un altro piccolo flash mob di coworking dove abbiamo rotto i nostri salvadanai in vari coworking d'Italia, a Milano, a Roma, eravamo tutti collegati. A Palermo c'era, sì, a Palermo mi sfugge il quarto e a Firenze. Sì, Palermo, Firenze, Roma e Milano, eravamo tutti coordinati, sincronizzati e abbiamo rotto fatti insieme questi maialini che hanno salvadanai per dire basta, se non ci avete rotto le scatole, siamo più, non potete continuare a spennarci in questo modo. E poi insomma, abbiamo sfruttato molto Twitter, visto che il Presidente del Consiglio è molto presente, e insomma, i messaggi sono arrivati. Alla fine siamo riusciti a fargli annullare questi 2 autogol che lui pubblicamente aveva dichiarato di aver fatto nei confronti delle partite IVA, quindi ha fatto marcia indietro sulla gestione separata e poi c'è stata una rettifica anche per quanto riguarda il regime dei minimi, perché avevano introdotto questo nuovo regime annullando quello precedente, invece